indice, secondo me, eclatante è il fatto che si presenteranno alla Mattarella ognuno col loro partito. Non è che va Salvini a parlare per tutto il centrodestra. Non si è mai fatto con la coalizione, ma no? infatti perché c'era un'ipotesi, però in realtà si presenterà Forza Italia, si presenterà la Lega, Fratelli d'Italia separatamente. Io l'ho sempre detto anche in tempi non sospetti, secondo me la maggior causa di instabilità nel nostro paese è sempre stata derivata da queste coalizioni. In una coalizione il più debole numericamente è quello che è più forte. Perché? Perché basta, quando tu ti reggi un governo su 50 voti, chi è il padrone di quei 50 voti comanda poi alla fine. E questo secondo me è lo svilimento della democrazia. Quindi se si andrà verso una legge elettorale, cioè dobbiamo, secondo me, se vogliamo veramente la stabilità, la governabilità, una forza capace di fare programmi per 5-10 anni, dobbiamo assolutamente azzerare qualsiasi ipotesi di coalizione. O hai il coraggio di metterti tutti insieme in un contenitore, parlo ovviamente al discorso del centrodestra perché noi ci siamo sempre presentati da soli. Però che cosa? Verso il maggioritario oppure un proporzionale vero? Però, tanto dalla situazione tripolare non ne usciremo tanto velocemente, però almeno togli tutti questi micro partiti. Quindi saranno loro a menzionare, lei dice che sia un bene per voi continuare a spendere il nome di Di Maio da solo? Sì, fino a prova contraria sì, perché comunque con le ultime votazioni il risultato è stato, secondo me, addirittura superiore alle mie aspettative. E quindi ritengo che abbia fatto una campagna elettorale assolutamente all'altezza. Quando ho visto la squadra di governo, che ripeto, secondo me è stato un gesto prima di tutto di trasparenza ma anche di grande coraggio,